Abbiamo censito tutti gli spostamenti con il gestore telefonico TIM, ovviamente in maniera anonima, semplicemente guardando gli spostamenti dei telefonini, non sappiamo di chi sono i telefonini. Quindi è un tema, diciamo una lettura macro che ci dice che c'è stata una diminuzione di quasi il 50% degli spostamenti. Complici diversi decreti e le tante ordinanze, gli spostamenti dei veneti all'interno della regione si sono quasi dimezzati in poco meno di 3 settimane, un crollo del 44,66% dai 5.834.000 di lunedì 2 marzo ai 3.228.000 di lunedì 23. Questo è il dato rilevato da uno studio congiunto della regione con il colosso della telefonia TIM, che ha rilevato gli spostamenti dei veneti fuori dalle celle di telefonia di appartenenza, dati che per Zaia dimostrano soltanto una cosa. I veneti si stanno comportando bene, li voglio ringraziare uno ad uno, e i veneti hanno dimostrato di avere rispetto per la propria salute. E proprio la salute dei veneti è la priorità in questi giorni di emergenza infinita, con la contabilità aggiornata dei posti letto in terapia intensiva che si stanno rapidamente esaurendo. Qualcosa però potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Siamo in attesa di un carico di 50 respiratori che abbiamo comprato in Svizzera, che è per strada. Se qualcuno non ce lo blocca per strada ha già passato Milano, e sono 50 nuove speranze di vita. Resta l'obiettivo di arrivare a 825 posti di terapia intensiva, anche per questo si aspettano le mosse della Protezione Civile Nazionale. Da subito abbiamo chiesto in tutte le riunioni 200 respiratori al governo, quindi alla Protezione Civile. Ad oggi ne sono arrivati una cinquantina, poco meno di una cinquantina, ad oggi dopo un mese. Siamo molto preoccupati per questo, e non è polemica, ma è un intervento costruttivo per dire che la nostra programmazione si è sempre basata sul fatto che questi respiratori dovevano arrivare. In attesa dello sblocco da Roma, Zaia ha confermato la decisione già annunciata nel corso delle nostre trasmissioni pochi giorni fa, riguardante i respiratori veterinari, 50 in tutto il Veneto. Abbiamo dato a disposizione agli operatori nel frattempo di provvedere anche alla confisca, brutto termine, al prestito di tutti quelli che sono i respiratori negli studi veterinari. La parte meccanica e i respiratori negli studi veterinari sono tutti per uso umano. Le terapie intensive quindi sono la priorità, evitare l'overbooking all'imperativo, a Verona più che altrove, dove la contiguità con le zone lombarde si fa sempre più sentire. Altro fronte sempre caldo, quello delle mascherine, per cui Zaia chiede un cambio di politiche economiche. Io auspico che questa industria diventi strategica, non solo delle mascherine, di tutto, e qualcuno deve anche interrogarsi sul fatto che le mascherine è diseconomico produrle qui, e quindi bisogna fare quello che qualcuno si inorridisce quando lo si dice, fare l'aiuto di Stato e garantire che l'impresa resti aperta e resti sul mercato, tamponando il delta che magari ha nel costo di produzione con l'azienda cinese che è la più competitiva. Questo è quello che dobbiamo fare.